Ponte San Nicolò si prepara a salutare Guido Chinello, il presidente dell'Associazione Amici del Mondo, investito mentre attraversava le strisce lungo via Marconi. Sabato mattina, nella chiesa di Roncaglia, la comunità gli darà l'ultimo saluto. Molto il cordoglio nel comune alle porte di Padova. Il sindaco, Gabriele De Boni, che fin da subito ha ricordato quanto fosse importante la figura di Chinello per la sua comunità, proclamerà il lutto cittadino nella giornata di sabato. Non solo questo, perché c'è anche la volontà di allestire una camera ardente al centro diurno Amici nel Mondo, l'associazione di cui Guido Chinello era fondatore e presidente, nella giornata di venerdì per permettere a tutti di salutarlo. Su volontà della famiglia, inoltre, il concerto previsto, sempre per venerdì prossimo, organizzato dal Comune e dall'Associazione Amici del Mondo, si terrà e sarà dedicato proprio alla memoria di Chinello.